Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Allora, cerchiamo di recuperare il tempo, anche perché giustamente a una certa ora vorrete anche andare a mangiare. Io ringrazio gli organizzatori per l'invito. Vi presentiamo oggi i risultati di uno studio che, come è stato detto, è stato pubblicato su un giornale accademico. Solitamente gli studi che facciamo noi economisti, perché anche gli economisti si occupano di fisco, non solo i giuristi, questo volevo dire come chiarimento generale. Di solito questi studi rimangono, diciamo, tra di noi, perché sono quelle cose che discutiamo ai convegni e giudichiamo l'un con l'altro. Questo studio ha avuto una eco superiore perché abbiamo cercato di ricostruire, dati alla mano, la situazione della fiscalità in Italia e di capire quanto realmente progressivo è il sistema fiscale italiano. In realtà dico abbiamo perché gli autori dello studio sono 4, ci sono io, c'è il professor Valentini, ma soprattutto ci sono Elisa Palagi e Demetrio Buzzardi, che sono, Elisa credo la vediate dietro di me, che sono coloro che hanno fatto il grosso del lavoro, a cui va dato il grosso del merito. Infatti cercherò di lasciar parlare Elisa più possibile, perché sono loro che hanno lavorato sui dati nel modo che vi verrà mostrato, ottenendo dei risultati credo di un qualche interesse per la discussione. Vedo che il collega forse non c'è più, mi sarebbe piaciuto interloquire con alcune affermazioni che ha fatto, ma magari lo faremo alla fine con i presenti. Allora, scusate se cambio occhiali, no? Allora, la prima cosa che vorrei dire è questa. Abbiamo sentito parlare più volte in questo festival dell'articolo 53 e della progressività. Ecco, a rischio di essere un pochettino pedante, visto che ne parleremo subito, il tema oggi è progressività e flat tax, voglio ribadire che il concetto di progressività non è semplicemente il ricco paga più del povero. Facciamo un esempio, immaginiamo di avere due individui, un individuo che ha un reddito di 100.000 euro e un individuo che ha un reddito di 1.000 euro, ok? Diciamo che io faccio pagare all'individuo che ha 100.000 euro 10.000 euro di imposte e all'individuo che ha 1.000 euro 100 euro di imposte. Al ricco faccio pagare 10.000, al povero faccio pagare 100. Sto facendo pagare di più al ricco, certo. È progressivo questo sistema? No. No, perché entrambi pagano la stessa quota del loro reddito, il 10%. Nella sua forma più semplice, che in realtà non è quella, non so se veramente può parlarne, non è quella adottata dai pochi paesi che hanno adottato la flat tax, che sono paesi nella maggior parte dell'est Europa, ma nella sua forma più semplice, quella che sentite propagandare ai telegiornali e discutere ogni tanto, la flat tax non è progressiva perché dice stessa quota pagata di imposte da qualsiasi reddito. Può essere il 10, il 15, il 20, ma non cambia. Non è progressiva perché in termini relativi al reddito il sacrificio che stiamo chiedendo è uguale. Ecco, questa è una introduzione importante. A questo punto chiederei a Elisa di cominciare l'esposizione. Allora, non vi spaventate, avremo un po' di slide con un po' di numeri, un po' di grafici. Elisa sarà bravissima e semplificherà e renderà comprensibile tutto. Ogni tanto troverete delle parole in inglese, cercheremo di spiegarle perché lo studio è stato fatto in inglese, ma credo valga la pena, insomma, seguire quello che Elisa ci dirà, perché penso che i risultati siano abbastanza interessanti. Vai Elisa. Sì, buongiorno, intanto grazie mille dell'invito e mi scuso di non poter essere lì di persona, grazie anche dell'introduzione. Chiederei solo gentilmente se può abilitarmi la condivisione dello schermo, così condivido le slide, per appunto spiegare un po' brevemente, in modo molto intuitivo, quali sono i risultati principali di questo studio
coautorato appunto con Alessandro, Demetrio Buzzardi e Andrea Roventini. Vi mostrerò brevemente cosa abbiamo fatto e quali sono appunto i risultati principali in termini sia di disuguaglianza, cosa è successo in termini di aumento, in termini di andamento delle disuguaglianze all'interno del nostro paese, e come il sistema fiscale cerca un po' di aggiustare o meno queste disuguaglianze, quindi chi paga maggiormente le tasse nel nostro paese. Adesso provo a condividere. Ok, vedete? Sì. Perfetto. D'accordo, allora appunto vi mostro cosa abbiamo fatto nell'ambito di questo studio sulle disuguaglianze di reddito in Italia, nuove evidenze e implicazioni per la politica fiscale. Allora, intanto la motivazione che sta dietro a questo studio è un po' quello che è successo negli ultimi decenni in molti dei paesi occidentali. Quello che è successo è che le disuguaglianze sia di reddito che di patrimonio sono aumentate notevolmente a partire dagli anni 80. Inoltre ci sono stati studi per altri paesi come gli Stati Uniti e la Francia che mostrano come il grado di progressività che appunto vi ha spiegato Alessandro sia diminuito nel corso del tempo. Quindi negli anni 60 il sistema fiscale era più progressivo, quindi avevamo questo principio di progressività nei termini in cui chi ha di più paga, contribuisce di più e contribuisce in modo più che proporzionale rispetto a chi paga di meno, e questo risultato non è più valido oggi, quindi chi ha di più tipicamente in questi paesi come Stati Uniti e Francia paga di meno in relazione al proprio reddito. Quindi quello che ci siamo andati a domandare è intanto com'è la disuguaglianza oggi in Italia, in particolare la disuguaglianza di reddito, e qual è stato l'andamento negli ultimi anni, e infine qual è il grado di progressività del sistema fiscale italiano se consideriamo tutte le imposte e tutte le tasse che vengono pagate in Italia. Poi vi spieghiamo perché è importante adottare questo approccio secondo noi. Brevemente questa slide solo per dirvi che è il risultato di una combinazione di molti tipi di dati diversi per riuscire un po' a correggere le limitazioni di ciascun database, perché in Italia è un po' difficile avere accesso a dati amministrativi a livello individuale, quindi siamo andati a fare appunto una sintesi di tutti i dati che abbiamo a disposizione, principalmente dati di tipo indagini statistiche dell'Istat e dati dei conti nazionali, dove possiamo anche correggere per l'evasione, che è un fenomeno molto importante in Italia. Ecco, scusami Elisa, ecco sì, facciamo un inciso su questo, perché prima abbiamo sentito il relatore precedente esporre dal suo punto di vista il problema della fiscalità italiana, no? Avete sentito lo squilibrio tra il livello di spesa che vorremmo, il livello di servizio che vorremmo e il livello di imposte che possiamo applicare. Il paragone anche con la Svezia. C'è però un elemento che nel ragionamento precedente non è stato citato, che è quello dell'evasione. L'Italia è un paese che storicamente si caratterizza per livelli di evasione fiscale notevolmente più elevati di tutti i paesi a noi comparabili, e questa aggiunta che faccio adesso è molto importante: questa differenza non si spiega solamente con il livello maggiore della tassazione. Cioè non è storicamente vero che l'evasione in Italia è elevata perché la pressione fiscale è elevata. Casomai è vero il contrario, siccome l'Italia ha cominciato a partire dalla seconda metà degli anni '80 ad avere livelli di evasione patologici, che vuol dire più elevati degli altri paesi. L'evasione esiste ovunque, esiste anche nei mitici Stati Uniti
dove buttano via la chiave quando mandano in galera l'evasore, secondo il... esiste ovunque, ma i livelli patologici italiani sono stati la causa, una delle cause dell'aumento della pressione fiscale, non il contrario, storicamente parlando. Allora, tornando, quindi quello è un altro elemento che non si può dimenticare quando si fanno i confronti tra la struttura fiscale italiana e la struttura fiscale degli altri paesi. Ecco perché per noi è stato molto importante in questo studio tentare di tener conto dell'evasione. Dico tentare perché è ovvio, lo capite benissimo, l'evasione è un fenomeno non dichiarato, io evado perché non dichiaro il reddito. Come fai quindi con i dati statistici a catturare l'evasione? Ci sono dei modi, poi se qualcuno è curioso ne possiamo parlare, che sono utilizzati nella letteratura statistica ed economica internazionale per tentare di tenerne conto. Noi abbiamo cercato di utilizzare gli studi che tengono le metodologie che ne tengono conto per fare questo tipo di analisi. Grazie Lisa, vai pure. Grazie a te. Ok, allora quello che otteniamo alla fine di tutta questa procedura abbastanza complessa che non andiamo a dettagliare oggi è una distribuzione del reddito, quindi abbiamo una distribuzione del reddito che fondamentalmente è sia reddito da salari, sia reddito da lavori autonomi e reddito da capitale. E quello che troviamo lo vedete in queste linee blu che si riferiscono all'Italia. Brevemente quello che possiamo trovare, quello che possiamo dire è che intanto i livelli di disuguaglianza sono più elevati di quello che pensavamo un tempo, diciamo. Quindi anche in Italia il livello di disuguaglianza non è basso. Se pensate, abbiamo che il 10% più ricco, questo top 10%, quindi se ordiniamo gli individui dal meno ricco al più ricco, e calcoliamo la fetta di reddito totale che va al 10% più ricco, e questo si attesta tra i 35 e i 40%. Considerate che in una situazione di uguaglianza il 10% della popolazione dovrebbe guadagnare il 10% del reddito totale, quindi qui abbiamo che il 10% più ricco guadagna tra il 35 e il 40%, quindi è un livello di disuguaglianza notevole. Inoltre, se paragoniamo agli altri stati, vediamo che i livelli sono abbastanza simili a quelli della Francia, quindi più o meno il livello di disuguaglianza di reddito in Italia è simile a quello che troviamo in Francia. Mentre ad esempio negli Stati Uniti, vedete questa linea arancione, ha una concentrazione del reddito al top che è molto più elevata, significativamente più elevata. Tuttavia, se andiamo a vedere l'andamento, vedete che le linee blu, e questo si vede bene soprattutto se guardate al top 0,1%, quindi veramente i più ricchi in Italia, o anche il top 1%, vedete che dal 2008 si ha questo trend crescente, quindi dal 2008 in poi i più ricchi in Italia si accaparrano una fetta sempre maggiore di questa torta che è il reddito nazionale, e se vedete i trend sono molto più simili agli Stati Uniti rispetto alla Francia, quindi la Francia non ha questo aumento di concentrazione del reddito dal 2008, noi ce l'abbiamo e questo andamento è più in linea con quello degli Stati Uniti, quindi è qualcosa a cui prestare attenzione, insomma. E si può vedere che questo aumento di reddito che va nelle mani dei più abbienti va a discapito, nel caso italiano, del 50% più povero della popolazione, quindi di nuovo ordiniamo gli individui dal più povero al più ricco, prendiamo il 50% più povero e guardiamo quanto del reddito nazionale va effettivamente al 50% più povero, e vediamo che negli anni questa quota si è ridotta. Quindi in Italia abbiamo una maggiore concentrazione del reddito al top, all'apice della distribuzione del reddito, che va a discapito di quello che succede alla base della distribuzione del reddito. Questo di nuovo non è vero per quanto riguarda la Francia, perché in Francia
50% più povero in realtà sta aumentando la propria quota di reddito detenuta. Fermatemi se qualcosa non è chiaro. E appunto questo grafico in questa slide conferma un po' quello che vi ho detto prima e diciamo con una nota ancora più un po' deprimente, nel senso che in Italia abbiamo avuto di fatto una decrescita nel periodo 2004-2015 e consideriamo il periodo 2004-2015 perché è il periodo in cui abbiamo tutte le fonti di dati che ci servono per fare la nostra analisi, per quello ci fermiamo all'anno 2015 e vediamo che il reddito reale si è ridotto maggiormente per il 50% più povero della distribuzione del reddito, quindi per il 50% della popolazione italiana che è meno abbiente. E questa decrescita, diciamo, è andata a scapito soprattutto dei più giovani, quindi all'interno del 50% del gruppo del 50% più povero in Italia abbiamo che coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni riducono maggiormente il proprio reddito reale in questo periodo 2004-2015. Un altro fattore che si può andare a vedere è la disuguaglianza di genere. Quello che questo grafico spiega semplicemente è che le donne, se consideriamo la distribuzione del reddito delle donne e la distribuzione del reddito degli uomini, le donne in ogni gruppo, in ogni classe di reddito guadagnano molto meno degli uomini. Questo è soprattutto vero alla base della distribuzione, ma è vero anche per i più ricchi. Quindi quello che questo grafico vi mostra è che ci sono consistenti divari di genere lungo tutta la distribuzione del reddito, quindi anche questo è un altro aspetto interessante che merita attenzione, insomma. Per questo per mostrare un po' i risultati che abbiamo sulla distribuzione del reddito in Italia e sulle disuguaglianze che abbiamo visto sono aumentate negli ultimi anni. Perfetto Elisa, ti fermo un attimo prima di arrivare all'ultima parte, quella forse diciamo più quella che ha destato più attenzione, ha tirato gli articoli sui giornali eccetera, per sottolineare quello che emerge, che non è che lo troviamo solo noi, è una tendenza che viene riscontrata da diversi studi. Cioè, se avete visto, a partire dalla grande crisi, dalla crisi del 2008, il fenomeno della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi è molto peggiorato in Italia. Vuol dire in sostanza che la grande crisi del 2008 l'hanno pagata soprattutto i più poveri in questo paese. Altra considerazione, la disuguaglianza è un fenomeno che ha tante dimensioni, no? Ha la dimensione di reddito, ma anche la dimensione di genere, per esempio, e ha anche la dimensione di età. Sono tutte, infatti, i sociologi che studiano la diseguaglianza dicono proprio questo: attenzione, la diseguaglianza è un fenomeno multidimensionale, non lo potete mai misurare su uno spazio solo. Adesso passiamo a chiederci quale ruolo può avere il sistema fiscale per ridurre le disuguaglianze. Prima di vedere quali sono i risultati, facciamo due premesse importanti. La prima è: ci sono dimensioni della diseguaglianza rispetto alle quali il fisco può fare veramente poco. Per esempio, la diseguaglianza di genere e anche la diseguaglianza di età hanno delle ragioni che stanno dentro a come funziona o come non funziona la nostra società, che sarebbe sbagliato chiedere di correggere al fisco. Okay? Il fatto che una donna, come ci mostrava Elisa prima, la barra rossa era la differenza tra il reddito medio dei maschi e quella delle donne, che è sempre positiva, cioè le donne a parità di carico di lavoro, di competenza, di titolo di studio e quant'altro sono pagate di meno, ok? Ma questo
che è un problema di società al quale sarebbe sbagliato chiedere al fisco di rimediare, perché non è il fisco lo strumento per fare questa cosa. Seconda premessa importante: se ci fermiamo anche sulla diseguaglianza di reddito, dobbiamo sempre ricordare che la diseguaglianza di reddito ha un'origine nel mercato del lavoro. È come se voi immaginaste un fiume che parte dall'alto, voi siete pieni di fiumi qua, e arriva a valle, da monte a valle. Allora a monte cosa c'è? C'è il mercato del lavoro, ok? Che dice: tu che fai questo lavoro, sono disposto io, datore di lavoro, io impresa, a retribuirti tot. A te invece do un'altra retribuzione. Idealmente questa differenza dovrebbe riflettere la produttività delle persone, quanto sono brave a fare il loro lavoro, ma non è sempre così. Ci sono 1000 ragioni per cui non è affatto detto che il reddito rifletta la produttività. Ci sono 1000 distorsioni sul mercato del lavoro e noi non ce ne occupiamo qui, perché altrimenti altro che pranzo, non arriveremo neanche alla merenda in tempo. Però è bene che ricordiamo che esistono delle fonti di diseguaglianza che noi chiamiamo primarie, cioè che vengono prima dell'intervento del fisco. Il fisco arriva a valle, quando i redditi sono stati già distribuiti, e certamente può, in una certa misura, provare a correggere questa diseguaglianza. E questo lo fa primariamente attraverso il concetto di progressività. Adesso vediamo, Elisa ci spiega sinteticamente quello che noi abbiamo trovato. Prima vi spiegherà in sintesi, vi darà una fotografia del sistema fiscale italiano, e poi vi spiegherà quello che noi abbiamo trovato sul grado di progressività. Un'aggiunta che voglio fare, ma sicuramente è inutile, molti di voi avranno già colto questo concetto. Quando io parlo di quota di reddito destinata al pagamento delle imposte, è quello che noi economisti chiamiamo l'aliquota media, perché l'aliquota media è questo: tu hai 10.000 euro di reddito, paghi 1.000 euro di imposta, l'aliquota media è 1.000 diviso 10.000, cioè il 10%. Questo è. Quando vedrete il termine aliquota media, dovete pensare alla percentuale di reddito che viene destinata al pagamento delle imposte. Vai Elisa. Perfetto, sì. Allora, intanto ciò che è importante sottolineare è che il sistema italiano è abbastanza complesso, è costituito da molte tasse imposte, e noi abbiamo cercato di considerarle un po' tutte, perché appunto volevamo sapere nel complesso quanto il sistema fiscale italiano grava sui meno ricchi e sui più ricchi. Quindi siamo andati a distribuire 25 categorie di imposte e tasse dirette, 66 categorie di imposte e tasse indirette. E come mai è importante considerarle tutte? Intanto c'è da fare una distinzione, appunto. Alcune tipologie di imposte sono effettivamente progressive, come l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Quindi effettivamente più hai un reddito, ad esempio da salario più elevato, più è alta la tua aliquota media, ok? Su quella categoria di reddito. Però altri tipi di imposte, tipicamente quelle sui redditi finanziari, per semplificare, sono proporzionali, quindi indipendentemente dal livello di reddito l'aliquota è la stessa, come nell'esempio di Alessandro di prima, che tu abbia 10.000 o 100.000 di reddito da capitale finanziario, l'aliquota è sempre la stessa, ok? Quindi è un'aliquota proporzionale. Come avrete sicuramente discusso ampiamente durante questi interventi, la Costituzione quello che sottolinea è che il sistema tributario deve essere informato da criteri di progressività, ok? Quindi il sistema tributario nel suo complesso. Quindi per questo noi consideriamo tutte le imposte e tasse del sistema fiscale italiano, anche perché l'IRPEF, che è l'unica che è veramente progressiva,
rappresenta solo una porzione del gettito dello Stato, di tutto ciò che entra nelle casse dello Stato dalle tasse imposte. Una porzione importante perché comunque l'IRPEF è intorno al 25,5% delle entrate in termini di tasse imposte dello Stato, però ce ne sono anche molte altre. Ad esempio vedete i contributi sociali, l'IVA, quindi tutto ciò che viene pagato sui consumi, sono altre categorie molto importanti. Quindi cosa succede se le consideriamo tutte? Adesso vi mostro questo grafico, ve lo spiego. Praticamente qua di nuovo abbiamo ordinato, vedete qua su questo asse, le persone dai più poveri ai più ricchi e andiamo a vedere sull'asse delle Y, come le chiamiamo noi, questo asse verticale, la tassa, l'aliquota effettiva media, quella che vi anticipava Alessandro. Quindi quant'è la porzione del proprio reddito che viene poi pagata in tasse imposte. Ok? Se andiamo alla base della distribuzione, in media è intorno al 40%. Vediamo poi che se andiamo ad analizzare qual è questa aliquota media quando aumenta il reddito, rimane più o meno stabile, aumenta leggermente, vedete qua c'è tra il 50 e il 95 abbiamo un leggero grado di progressività, poi vi spiegherò come mai, per poi ridursi notevolmente. Quindi abbiamo che il sistema fiscale italiano è blandamente progressivo fino al 95esimo percentile, ma non ci sono grandi differenze perché si va dal 40 al 50%, quindi i più poveri pagano un'aliquota media del 40%, quelli che sono al 95esimo percentile, quindi intorno agli 80.000 euro di reddito annuo, pagano intorno al 50%. Per la fetta di popolazione veramente più ricca, quindi da quello che noi chiamiamo il 95esimo percentile alla fine, all'apice della distribuzione del reddito, il sistema fiscale è regressivo. Quello che questa figura vi dice in termini molto semplici è che i più ricchi in Italia pagano un'aliquota media che è inferiore rispetto all'aliquota che viene pagata dal resto della popolazione. Quindi in questo senso questo risultato è abbastanza forte e insomma mostra che il sistema fiscale italiano in realtà non è poi nei fatti così progressivo se andiamo a vedere tutte le tipologie di imposte e tasse. Come mai otteniamo questo risultato? Questo risultato lo otteniamo principalmente per tre motivi. Il primo motivo è che il reddito dei più ricchi è composto in larga parte da redditi da capitale, redditi per investimenti finanziari ad esempio. E questo, come vi anticipavo, è tassato con aliquote proporzionali. Quindi è una quota, è una tipologia di reddito che non contribuisce poi in fase di tassazione ad aumentare la progressività del sistema. Okay? Mentre l'IRPEF, che è appunto il tipo di imposta che è veramente progressivo, non viene, diciamo, sì, pagano magari anche l'IRPEF i più ricchi, però in relazione al proprio reddito sono quote più basse, sono valori più bassi rispetto a quello che viene pagato alla base della distribuzione. Un altro motivo è l'IVA. Quindi tipicamente quello che si trova negli studi economici è che i consumi rappresentano una quota elevata dei redditi delle persone piccole. Banalmente se hai un reddito basso hai tutta una serie di necessità e quindi spendi una quota molto elevata del tuo reddito in consumi. Quello che ti rimane in risparmio tipicamente è molto poco. Mentre al top della distribuzione sì, magari acquistano più beni di lusso, però per quanto tu possa aumentare in termini assoluti il tuo consumo, tipicamente la quota di consumo del reddito è relativamente bassa. Quindi quello che emerge è che la tassazione sui consumi, tipicamente l'IVA, grava di più sulle persone più povere.
diciamo, fattore è il funzionamento dei contributi sociali che diciamo, non vengono pagati sopra i 100.000 euro, ma appunto non entriamo in tecnicismi. Il messaggio principale di questa slide è che chi è più ricco in Italia paga un'aliquota media che è inferiore rispetto a quella pagata dal resto della popolazione. Questo è diciamo, il messaggio in breve di questo grafico. Quindi qua vediamo un pochino più nel dettaglio cosa succede per il 20% più ricco. Abbiamo aggiunto qua la tassa sulle eredità, che però grava molto poco nel sistema fiscale italiano ed è molto anche bassa, diciamo. E qua semplicemente quello che vediamo è che se invece ordiniamo gli individui sulla base del loro patrimonio netto, il sistema fiscale italiano risulta regressivo su tutta la distribuzione della ricchezza. Quindi solo per rafforzare il messaggio per cui chi è più ricco paga un'aliquota media che è inferiore rispetto al resto della popolazione. Ok, Elisa. Sì. Ci fermiamo un attimo prima delle conclusioni magari che dici. Ok. Sì. Allora, puoi tornare ecco, al primo grafico, perché è perfetto. Allora, io spero, Elisa l'ha spiegato benissimo, quindi credo che sia chiaro a tutte e tutti. Questo è stato il grafico che ha attirato l'attenzione dei giornali, sono stati appunto articoli, il Corriere della Sera, polemiche anche. Vabbè, quella dico, dai, c'era un ministro che ha polemizzato dicendo che eravamo degli ignoranti perché non sapevamo che l'aliquota IRPEF cresce al crescere del reddito. E Andrea ha dovuto rispondergli: ma non è l'IRPEF questo, è il sistema fiscale nel suo insieme. Scusate se mi sono permesso, insomma, la dice lunga sul livello di preparazione anche rispetto a certi temi che c'è nella politica. Ora, questa figura effettivamente colpisce. Elisa ha spiegato le ragioni tecniche. Io vorrei però, perché Elisa, per questo ho voluto interromperti qua un attimo, perché non so se tu hai sentito, non credo, il collega prima aveva già anticipato, no? Un problema che qua si vede, uno di quelli menzionati, e cioè il fatto che sui redditi da capitale l'aliquota è molto più bassa rispetto ai redditi da lavoro. Quindi è chiaro che se io sono una persona molto ricca, no? Lui faceva l'esempio della persona che se ne sta vicino da qualche parte, che tanto ha investimenti finanziari, e consulenti, eccetera, eccetera, che lavorano per fare in modo che il suo patrimonio cresca sempre di più, e su quella crescita di patrimonio paghi il 26% o il 12,5% se c'è una parte di titoli, ma in realtà ci sono aliquote anche inferiori, anche all'11%. Mentre invece se lavoro la mia aliquota è molto più alta, è chiaro che allora creo la disparità. Il ricco che ha tutto il suo reddito in capitale finanziario avrà un'aliquota media più bassa di quello che invece è più povero, ma il suo reddito ce l'ha da lavoro e non da capitale. Ora il collega diceva, ma è così. È così perché se aumento l'aliquota sui dividendi e su gli interessi sui titoli di Stato, che 12,5, i capitali fuggono. Mi dispiace che non ci sia, ma io dissento con questa affermazione e lo faccio sulla base del fatto che molti studi economici sono stati fatti tenendo conto di questo effetto fuga, ok? Che in termini diciamo così tecnici noi chiamiamo elasticità della base imponibile, no? Immaginate un elastico si muove, quando lo tiro poi reagisce, nel senso che si contrae, più lo tiro più si contrae. Allora cosa fa il contribuente? Più alzi l'aliquota, più cerca di ridurre la base imponibile, cioè quello che viene tassato. Questo è vero, l'effetto disincentivante di cui parlava il collega prima. C'è sempre, c'è per tutte le imposte, tutte. Ma la domanda vera da farsi è: questo effetto di fuga oppure di disincentivo, per esempio, a investire in Italia, è così forte da giustificare le aliquote così basse che ci sono in Italia? La risposta è no.
nel senso che anche tenendo conto della prevedibile reazione che ci sarebbe, le aliquote italiane risultano, ma non solo italiane, europee, risultano troppo basse. Questo è un punto importante che penso possa aiutare, anche se comincia a essere tardi, la discussione su cosa si potrebbe fare per rialzare un po' quella curva lì alla fine. E qui mi inserisco su un'altra cosa, l'imposta patrimoniale. Ha ragione il collega, è vero, è tecnicamente sbagliato dire che le imposte patrimoniali non esistono, certo. Però la discussione non è che si sta facendo tanto sulle imposte patrimoniali di noi persone normali, diciamo così. Sì, c'è la discussione, ha fatto bene a ricordarlo, sull'IMU sulla prima casa, lui l'ha definita un regalo, no? E quella è qualcosa di cui si potrebbe discutere. Ma le imposte patrimoniali di cui si discute nel mondo e di cui noi vorremmo che si discutesse anche in Italia, non sono le imposte patrimoniali di tutti, sul patrimonio di 100, 200, 500, anche 1000 euro. Stiamo parlando di imposte che scattano da livelli di patrimonio elevati, 2-3 milioni di euro. Questo lo dico perché quelle persone che hanno quel reddito lì hanno patrimoni che sono 10 volte più elevati di quel reddito lì. E lo dico anche perché curiosamente, al di là della risposta tecnica, l'imposta patrimoniale c'è già, quando si dice facciamo un'imposta patrimoniale sui ricchi, ma i ricchi veri, che non sono quelli che hanno 70-80 mila euro di reddito, i ricchi veri, curiosamente in Italia succede il pandemonio, cioè la risposta: no, mi volete toccare la prima casa, mi volete toccare i miei risparmi. Non è di questo che si sta parlando. Occhio, perché c'è chi sfrutta la confusione, siccome ha paura di un'imposta patrimoniale vera e sulle grandi ricchezze, sfrutta la confusione, manda avanti gli altri che dicono: no, mi vuoi toccare i risparmi di una vita, cosa che non c'è bisogno di fare, perché come ha detto il collega le imposte sul patrimonio esistono già, si potrebbero correggere ma esistono già. Quindi per correggere questa cosa è per questo che nasce il dibattito delle imposte patrimoniali sui ricchi o delle imposte sulle grandi successioni e donazioni che, come ha detto il collega e come vediamo nei grafici, sono in Italia a livelli molto molto bassi. Scusa Elisa se ti ho interrotto, ma mi sa che non avevi sentito quella parte per cui mi è sembrato giusto. Vai pure con le conclusioni. Molto interessante, ma secondo me possiamo anche continuare con questa discussione dato il breve tempo su quali sono le proposte. Ok, allora non so se, siccome sono le 12:20, io lascerei spazio eventualmente a domande. Vi dico solo questo: alcune di queste proposte che noi insieme ad altri colleghi economisti abbiamo formulato sono in una campagna che si chiama Tax the Rich, che è una campagna diciamo internazionale iniziata negli Stati Uniti. Tra l'altro negli Stati Uniti è stata parte di una discussione politica al tempo delle primarie per il Partito Democratico, quelle che hanno portato Joe Biden poi a essere il candidato. Erano una proposta non di Biden ma della Elizabeth Warren, che era un'altra candidata. Da lì il dibattito si è diffuso e il movimento è cresciuto in tutti i paesi d'Europa e noi abbiamo cercato insieme con altri di declinare quale potrebbe essere l'evoluzione di un sistema fiscale che cerchi di rimediare a quel fenomeno per cui i ricchissimi pagano una quota di imposte sul loro reddito che è inferiore a quella dei più poveri. Quindi io fermerei qua e lascerei lo spazio a domande. Grazie. Allora ringraziamo entrambi i due relatori e a noi dispiace anche, mi ricordo alla professoressa Elisa Paleagi, che lei non sia qui tra noi perché non vuole anche godere delle bellezze di San Daniele, oltre che di questo pubblico caloroso che comunque anche avrà avuto modo di sentire. San Daniele, lo dico questo a nome dell'associazione, è un paese di sapori, sì, per cui è noto per il prodotto
gastronomico, ma soprattutto è un paese anche di saperi. Qui ci troviamo all'interno di questo scrigno prezioso che è la biblioteca guarneriana, una delle più antiche biblioteche civiche d'Italia. Ecco, prima di passare alle domande del pubblico, io volevo fare una domanda al professore e anche alla professoressa. Ecco, per quanto riguarda la flat tax, che è stata oggetto di dispute politiche, di scontri, per cui è stata attribuita a un determinato schieramento, poi laddove anni addietro era presente il governo del cosiddetto cambiamento, che vedeva assieme Lega e Movimento 5 Stelle, si parlava addirittura di una dual tax. Ecco, i fautori di questa, ma già dall'epoca di Friedman, degli economisti di Chicago americani, ecco, dicono che potrebbe portare a un recupero del sommerso, dell'economia sommersa, e allargare quindi la base di imposizione, risolvendo anche determinati problemi di evasione. E dicono che se tutto sommato porterebbe anche una forma di democrazia, di miglior rappresentanza, ecco, proprio per il fatto che, e questo è un fenomeno presente negli Stati Uniti, porterebbe a far venire meno la presenza e l'azione delle lobby di interessi che si battono per avere deduzioni, detrazioni o esenzioni totali. Ecco, per cui una flat tax con una forma di correzione di una no tax area inserita, ecco, che esenti dal pagamento determinate categorie, potrebbe in parte diciamo risolvere alcuni problemi di tipo fiscale. Ecco, però per contro altri invece invocano un miglioramento e un intervento su quelle che sono le aliquote dell'IRPEF per poter rendere il tributo, diciamo, più gestibile e meno ridondante. Ecco, cosa ne pensate a questo proposito? Grazie. Allora, giustamente qualcosa dobbiamo dire di più sulla flat tax, visto che era nel titolo anche di questo incontro e ne abbiamo parlato poco. Allora, vi ho spiegato prima qual è l'idea della flat tax nella sua forma più semplice. Prendo una percentuale e quella percentuale la prelevo dal reddito di chiunque. Non mi interessa quanto è il reddito, la percentuale è sempre uguale. Ora, questa flat tax in forma pura esiste, credo, attualmente in 2 o 3 paesi dell'Est Europa. Nella maggior parte dei paesi dove è stata adottata una cosiddetta flat tax, in realtà è stata adottata con quell'accorgimento che diceva prima, e cioè con una deduzione comune a tutti. Cioè io dico sì, tasso il reddito al 15, 20 o 25%, però una parte di questo reddito la tolgo prima, quindi i primi 10.000 euro di reddito non sono tassati. Poi dall'11 millesimo in poi, dal 10 millesimo e 1 in poi, scusate, passo a tassare col 20, 25, 30 per esse. Allora, questa è la flat tax come si conosce nel mondo, diciamo così, ed è, questo lo dico tra parentesi, ma è tecnicamente progressiva un'imposta del genere. Perché è tecnicamente progressiva? Perché la deduzione dà uno sconto relativamente maggiore al più povero. Cioè, se io tolgo 10.000 euro di reddito, non li faccio tassare a uno che ne ha 20.000, non gli sto tassando il 50% del suo reddito. Se io tolgo 10.000 euro di reddito, cioè non li tasso a uno che ne ha 100.000, lo sconto che gli do è molto più basso. Quindi quando vado a calcolare l'aliquota media su tutto il reddito, ok, i 20.000 del primo e i 100.000 del secondo, l'aliquota è superiore, effettiva. Ed è giusto quindi, sono molto d'accordo, non porre il tema della flat tax, almeno per come la conosciamo nella maggior parte delle applicazioni, su progressività o non progressività. È vero che la flat tax origina una progressività di un certo tipo, con una certa distribuzione, ma non voglio tornare alla domanda perché mi sembra interessante. Torniamo all'Italia. Allora, è stata fatta questa proposta, l'avete sentita sicuramente, 15, 20, 25. La cosa curiosissima è che questa proposta non è mai stata tradotta in una proposta di legge nel senso proprio del termine. Anche nell'attuale delega fiscale, la legge 111, c'è scritto all'inizio: premesso che il sistema deve, si sta parlando dell'IRPEF in quel caso, che l'IRPEF deve diventare un'imposta con un'aliquota unica, premesso questo,
Cosa facciamo? Riduciamo il numero degli scaglioni da 4 a 3, rivediamo le detrazioni, facciamo tutta una serie di cose che non c'entrano nulla con la flat tax. La flat tax è stata usata come argomento di discussione politica per le ragioni che si diceva, cioè perché è attraente l'idea che semplice che è, almeno non devo più impazzire a capire qual è l'aliquota, so quanto pago, il 20, il 25, quello che sia, ditemi quant'è e abbiamo finito lì. Semplifico il sistema. Anzi, dice anche qualcuno, anzi, forse guadagno anche. Perché? Per quello che vi dicevo prima, siccome finora in Italia c'è tanta evasione, allora se io riduco l'aliquota, qualcuno di quelli che oggi evade dice vabbè dai, visto che l'aliquota è più bassa dichiaro di più. Oppure qualcuno di quelli che va al mare, no? Nell'esempio che faceva il collega, perché l'aliquota è troppo alta e dice ma cosa sto a fare qui a lavorare fino a spaccarmi la schiena se lo Stato si prende il 50%, cosa che nell'IRPEF non può succedere perché l'aliquota massima è il 43%, ma comunque magari con l'aliquota più bassa rimane a lavorare. L'effetto dell'elasticità, ok? Ora, dov'è? Attenzione, perché questa è una differenza lieve ma importantissima. È vero che questo effetto esiste, quindi è vero che possiamo aspettarci che riducendo l'aliquota aumenti la base imponibile, ma il punto vero è di quanto possiamo aspettarci che questo fenomeno, cioè quanto possiamo aspettarci che questo fenomeno si verifichi. Qualcuno di voi avrà sentito parlare sicuramente di una cosa che era famosa negli anni '80, si chiamava curva di Laffer. Laffer era un economista dell'University of California, faceva il consigliere di Ronald Reagan. E Laffer disse a Reagan una cosa di questo tipo: guarda, secondo me negli Stati Uniti l'aliquota sul reddito è talmente elevata che se tu la riduci spingi talmente tanto la gente a lavorare di più, a produrre di più, a dichiarare di più, che col gettito ci guadagni. Capite che per un politico questa cosa qua è un dorado. Riduco le aliquote e ho più soldi da spendere. Fantastico! E infatti Reagan fece questo, ridusse soprattutto le aliquote sui più ricchi. Il risultato fu il disastro, uno dei più grandi deficit accumulati dagli Stati Uniti nella storia. Non solo, ma tutti gli episodi di flat tax, tutti, sono stati studiati, non da me, non da noi, ma dal Fondo Monetario Internazionale, che ha concluso: non si è mai verificato un effetto Laffer. Cioè, è vero che la base imponibile magari aumenta un po', ma mai in misura tale da compensare la riduzione dell'aliquota. E quindi, torniamo all'Italia. Se si vuole proporre una flat tax con un'aliquota ovviamente inferiore a quella media attuale, altrimenti non c'è un effetto di riduzione della pressione fiscale. Qual è l'effetto che possiamo già prevedere? Pur tenendo conto dell'emersione, del fatto che la gente lavora di più, eccetera, eccetera. L'effetto è una caduta del gettito. Questa è una cosa che i politici che propugnano l'idea di flat tax non dicono mai. Però c'è qualcuno che lo ha detto invece, con grande onestà intellettuale, devo dire. L'unica proposta di flat tax che chi è curioso, insomma, suggerisco di andarsela a vedere, che si chiama 25 per tutti, fatta dall'Istituto Bruno Leoni e curata da un economista, un collega assolutamente autorevole, Nicola Rossi, aveva fatto i conti. Metteva un'aliquota al 25 per tutte le imposte, IVA, IRPEF, tutte al 25. Sì, ma tagliava le pensioni, tagliava la sanità e tagliava la scuola. Perché questo è l'unico modo per far tornare i conti, non ce ne sono altri. Non credete a chi vi dice che l'effetto Laffer può finanziare una flat tax, perché questo non è possibile. Infine, aggiungo una cosa. Sono d'accordo sull'elemento di apparente semplificazione e trasparenza, però
vorrei dire questo. La ragione per cui l'IRPEF è un'imposta straordinariamente complicata, ma non ha a che fare con il fatto che ci siano 3-4 aliquote. Perché ormai nessuno si mette lì a fare i calcoli manuali per sapere quanto deve pagare. A parte che c'è per molti di noi la dichiarazione precompilata che li fa già addirittura il sito dell'agenzia, ma poi esistono motori di ricerca, tu metti dentro il reddito e ti dice quanta imposta devi pagare. Addirittura in Germania c'è una formula matematica, nessun contribuente conosce la formula matematica, sa quanto deve pagare, fine. La complessità dell'IRPEF non sta nelle aliquote, sta nella marea di regimi di detrazioni, agevolazioni, per cui se prendiamo due individui che hanno lo stesso reddito non pagheranno mai la stessa imposta, perché dipende se io mando i figli da una parte, tu li mandi da un'altra, se ho certe spese da detrarre tu non ce le hai. Una violazione completa dell'altro principio, progressività e equità verticale, dell'equità orizzontale, cioè parità di trattamento di due individui uguali. E allora, quale sarebbe il modo? Io ovviamente l'avrete capito, non mi piace la flat tax, lo dico, però sarebbe intellettualmente interessante e sarebbe intelligente da parte dei proponenti della flat tax, ed è avvenuto in alcuni paesi in cui l'hanno introdotta, dire: sentite, io vi faccio questo sistema, ok? Vi faccio la progressività con una deduzione alla base, però in cambio eliminiamo un po' di detrazione e di agevolazione. Questa sarebbe una vera semplificazione del sistema e secondo me, ripeto, non sono certamente un sostenitore, ma darebbe a questa proposta una sua dignità e anche una sua capacità di tenuta a livello di conti pubblici. Qual è il problema? Che togliere le detrazioni e le agevolazioni fa perdere voti, e quindi chi propone la flat tax questa parte qua non la mette mai.